Segue il nostro percorso con Sicani a piedi e oggi ci troviamo a Siculiana, siamo nella riserva di Torre Salsa. Faremo un percorso d'anello all'interno della riserva, quindi scenderemo fino al mare per poi risalire. Molta gente si sta avvicinando al trekking e diciamo che c'è proprio veramente un aumento domenica per domenica, quindi la gente è sempre più curiosa e diciamo che la natura attira tantissimo. Sicani a piedi sono 29 borghi all'interno dell'area dei Sicani, il distretto rurale di qualità, e sono praticamente una sorta di applicazione che nascerà successivamente, dove ognuno potrà seguire il percorso tramite cellulare, tramite applicazione, in modo da poter fare una visita o più giorni all'interno del progetto di Sicani a piedi, in tutta l'area dei Sicani appunto. Il percorso che vedremo oggi è quello della Calcara, del Gipsum 2, che ci porterà poi giù in spiaggia, un po' a conoscere anche la costa di questa riserva. La riserva di Torre Salsa è importantissima perché è comunque un'area naturalistica di grandissima valenza che protegge un territorio che è un unicum, quello che è il sistema del retroduna che c'è in questa riserva, ma anche quello della flora e fauna, che è comunque una riserva abbastanza estesa, che è una fascia di grande rispetto naturalistico,